5 Stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar. Io intanto, signori, mi trasferisco. Allora, faccio un grande saluto, un grandissimo saluto a un mio grandissimo amico che si chiama Mariano Lo Piccolo. Ciao Mariano, se Simone mi desse una mano, io vorrei parlare tantissimo. Parliamo di questo giornale. Allora, è nato dall'esigenza di voler approfondire i temi che spesso nelle trasmissioni televisive o nelle trasmissioni radiofoniche non si riescono ad approfondire. Intanto qua, guarda, c'è Francesco De Muro, una delle copertine. Questo è il numero 2, dove abbiamo dedicato appunto a Francesco quando ha fatto il salto dal canto a chitarra alla lirica, che sta ottenendo grandi successi. Questo è il numero 1. Un grande amico, Enzo Favata, che salutiamo, quindi approfittiamo per salutare lui e tutti gli amici di Alghero. Poi abbiamo dedicato il nostro giornale alle nostre tradizioni, alla nostra musica, fermo restando che noi parliamo di musica sarda, ma per noi va bene qualsiasi artista. Fortunatamente abbiamo un patrimonio ricchissimo. Posso dirti che da un'analisi fatta siamo secondi alla Campania. Sì? Sì. Siamo secondi alla Campania. Esatto. Noi abbiamo un patrimonio talmente forte che siamo secondi alla Campania. Almeno così parlano i dati che abbiamo raccolto. Intanto qui vedo i suoni e i ritmi del carnevale. Questa è una giornata carnevalesca incredibile. Dove? Questa che vedi è la maschera Subundu di Orani, e qua abbiamo preso i suoni del carnevale, perché il carnevale è una festa che racchiude non solo i suoni ma anche la goliardia, la festa in sé. E allora noi siamo andati a cercare i carnevali che hanno i suoni, per dare appunto un tema per il nostro giornale, che appunto è Sonos e Contos. Il prossimo numero sarà dedicato alla Settimana Santa, per cui tutto ciò che riguarda i canti della Settimana Santa, fermo restando che noi continuiamo a dare grosso spazio anche ai Contos. Come puoi notare tra le nostre... Io voglio dire una cosa, sì, tra le collaborazioni contenute poi all'interno di questo libro, leggo nomi anche abbastanza importanti della nostra Sardegna: Caterina Angozzi, poi Alverio Cau, Martino Carimbi, Roberto Corona, sì, Pierpaolo Fadda, Giuliano Marongiu, Gian Basilio Nieddu, Giuseppe Piras, Giovanni Perria, Pino Porcu, Dino Secchi, Bacchis Serra, Giacomo Serrelli, Simo Ioca, Antonio Strina, Giovanni Strina, Roberto Tangiano, Benito Urgo, e poi Benito Urgo, Zilli Bricchi. Manca insomma una penna importante che abbiamo inserito già dal numero che è in edicola adesso, che ha la copertina di Luigi Lai, che è Dolores Turchi, che cura una rubrica dedicata ai libri. Guarda, e quindi alla letteratura sarda. Qui c'è un primo di Carla De Nule, che salutiamo, un grande saluto a Carla De Nule, organizzatrice tra l'altro la settimana scorsa, facciamolo pure l'applauso, dicevo organizzatrice poi la settimana scorsa di una grande manifestazione che si è tenuta a Oschiri. Poi ancora, aspetta, guarda, fammi questa, perché io sono un suo grande fan da quando ero ragazzino, è anche un grande amico, quindi approfittiamo per fare un saluto anche a Benito Urgu. Beh, ti posso dire che Benito all'interno poi c'è questo tributo ai Barritas, eccolo qua. Benito Urgu cura una rubrica che si chiama I Contos di Benito, dove racconta scrive delle filastrocche, perché Benito si sta dilettando con successo a scrivere delle filastrocche. Tra l'altro ultimamente eravamo in piena Sartiglia, questa è la musica dei tamburini, i trombettieri della Sartiglia, squilli di trombe, rulli di tamburo, nuovamente Sartiglia, una Sartiglia quest'anno che è stata proposta da 2 televisioni regionali in diretta. Noi facciamo i complimenti a coloro che ne hanno seguito la realizzazione, perché è stato fatto veramente un lavoro molto importante. Tra l'altro la Sartiglia, che Oristano è comunque una delle grandi manifestazioni della nostra isola. Esatto. Permettimi di dire, perché spesso ce lo chiedono, la nostra linea editoriale è quella di dare voce a tutti. Noi non siamo legati a nessuna agenzia, a nessuna casa, siamo liberi, indipendenti e vogliamo restare tali. E il nostro spirito è quello di dare voce a tutti, a chi ne ha e a chi non ne ha. Certamente, anche perché è giusto che sia così. Guarda, se Simone mi dà una mano, tra l'altro, vedete, Santo Lussurgiu, io con la mia televisione, quindi con 5 Stelle in Sardegna, nello specifico con il mio programma Die Pro Die, proprio credo lo scorso anno, abbiamo realizzato, stringi un po' se ce la fai per favore, abbiamo dedicato proprio un grande spazio a Santo Lussurgiu in occasione di questo Canticos in Carrela, che come vedete porta tantissimo pubblico. Andiamo a vedere un po' di fotografie. Guarda il pubblico di Canticos in Carrela,
e i tantissimi gruppi che poi accorrono per partecipare a questa serata incredibile. Pensate, gli assaggi del vino vengono fatti da un asinello che porta il vino qua e là per tutti gli Quello te lo ospiti. ricordi bene. Certo, anche perché il vino era buono, quindi un grande applauso sicuramente al nostro grande amico Mariano Lopiccolo.